E buongiorno cari amici, siamo qua a Selargius in via delle Gardenie, è una zona completamente diversa da quelli dei scorsi video, è costellata di case indipendenti e piccole strutture condominiali. La nostra che proporremo oggi è una grande casa indipendente su un lotto di oltre 550 metri quadri e che si sviluppa dal nostro ingresso pedonale e ingresso carrabile. Ma ora andiamo all'interno. Eccoci qua, siamo adesso all'interno della casa, è il classico corridoio centrale con le 4 camere laterali, soggiorno, loggiato e cortile. Tenete conto che questa casa non ha camere cieche, non è strutturata in ladri, ma è un materiale più recente, è stata comunque condonata. Vediamo la prima stanza. Sono camere matrimoniali di vecchio stampo, grandi metrature e soffitti molto alti. Ovviamente, essendo una casa indipendente, anche il lastrico sovrastante è di nostra proprietà. Come dicevo all'inizio del video, questa è potenzialmente anche un'area edificabile, quindi anche la volumetria che è ancora presente sull'immobile può essere sfruttata per ampliare, modificare o strutturare in maniera completamente diversa l'immobile. Poi al termine del video parleremo un po' delle normative inerenti a questi aspetti. Tenete conto che, come vedete, oggi è una giornata un po' uggiosa, ma rimane comunque parecchio luminosa come casa. Abbiamo poi l'altro vano, ovviamente scusate il caos, è una dinamica ereditaria e stanno adesso svuotando l'immobile che verrà dato completamente vuoto. Questa è una terza camera, mentre davanti abbiamo quella che era la zona di soggiorno, con l'affaccio diretto oltretutto su un'altra zona di camera, che vi invito a vedere com'è, che si affaccia sempre sulla nostra via delle Gardenie, quindi abbiamo un'esposizione sempre sulla strada e tutta sul nostro cortile interno. Qua abbiamo adesso la luce spenta anche per vedere com'è la luminosità in una giornata uggiosa. Mentre qua sulla destra è stato ricavato questa piccola nicchia che porta alla nostra cucina abitabile, col camino, classiche rifiniture del periodo che ovviamente vanno aggiornate in base ai gusti attuali, e qua dietro abbiamo il nostro ingresso carrabile che vedremo alla fine del video. Come ogni casa campidanese che si rispetti, gli spazi di loggiato sono ampissimi, tutti verandati sul cortile e il nostro bagno è piccolo. Dovremo pensare ovviamente a una soluzione di riammodernamento anche della nostra piccola zona servizio che rispecchia i colori di una volta, quindi siamo sul verdino. Ma tanto sono tutti aspetti che vanno rifiniti. In ultimo vorrei farvi vedere il giardino. Sul giardino abbiamo alcune strutture che verranno eliminate dalla parte venditrice, specialmente perché risulta tutto un cortile aperto. Oltretutto a oggi la vegetazione ha preso un po' il sopravvento, quindi è un po' complesso riuscire a vedere, ma abbiamo una profondità veramente elevata. Vi invito a vedere i dati di planimetria per i dettagli, ma abbiamo tutto l'affaccio poi che va a giro e si sposta fino a quello che era l'ingresso carrabile che vedevamo da via delle Gardenie, con un ingresso carrabile bello ampio. Siamo arrivati al finale del video. Come vi dicevo, il cortile ha bisogno di una bella opera di ripristino a livello di giardinaggio, ma questa è una casa di grandissimo potenziale, forse una delle poche case indipendenti rimaste in questa zona, a fianco alla chiesa nel pieno centro di Selargius. Ragionate inoltre, nel caso una dinamica edilizia, magari anche di impresario, che stiamo parlando di oltre 550 metri quadri di terreno con indici di edificabilità 3:1. Il nostro studio sta portando avanti anche uno studio di progettazione che vi aggiorneremo nei prossimi video. Grazie per la vostra attenzione e come sempre un caro saluto dalla Borro Enrico Mediazioni Immobiliari.